Assessore Roberti, alle sue spalle la targa che ricorda uno dei momenti più cupi della storia italiana. Sì, una cerimonia, quella di oggi, assolutamente toccante, e devo dire la verità, io ho avuto il privilegio e l'onore di poter ricoprire il ruolo di vice sindaco per 2 anni in questo comune e di avere gli uffici che affacciavano su quella piazza. Oggi lo faccio da un altro lato della piazza e in questi giorni ho voluto andarmi a ricercare quelle foto di quel tempo, di quel 18 settembre 1938 e facevano davvero tanta impressione. Oggi essere qui e vedere dalle finestre di nuovo quella piazza e dall'altro lato del Consiglio Comunale tutti questi bambini che arrivano dalla scuola ebraica di Trieste è stato davvero qualcosa di toccante, perché immaginare che esattamente 80 anni fa ragazzini così belli come questi hanno dovuto patire lo sfregio delle leggi razziali è sicuramente qualcosa di incredibile, quindi era giusto questo gesto, che non deve essere soltanto il gesto simbolico per questa data, ma deve essere qualcosa che ci ricordi per 365 giorni l'anno e per tutti gli anni che verranno quello che è potuto succedere in un momento di impazzimento generale della società italiana.